Antonello per le belle parole. Mi veniva una curiosità mentre tu parlavi, quella di chiedere a Claudio Ambrosini e poi anche a Luca Colferai una riflessione a Claudio da uomo di cultura che si è confrontato e si confronta, come diceva lui, con i temi dal suo punto di vista della musica elettronica, salvo che poi mi sembra, Claudio, che sei tornato a far suonare le pentole e le posate, le cose, sei tornato ai volumi dell'acustica, no? E mi piaceva questo, e capire da te quanto e se i linguaggi di oggi, i linguaggi elettronici della contemporaneità, mi viene in mente i giornali elettronici, i libri elettronici, il modo di parlare elettronico, quanto modifica o modificherà in bene o in male il nostro modo di comunicare. Lo chiedi questa cosa a te e anche a Luca poi. Ma di sicuro modificherà e ci saranno delle cose per noi assolutamente inimmaginabili. E sono convinto che fra un po' di anni le cuffiette, quelle cose là, faranno ridere, ci saranno, non so, dei chip sottocutanei da cui tu ascolti la musica che ti fa vibrare. E, io sono tornato, sì è vero, cioè, però uso il computer, ne ho avuti nel passato, ne ho avuto anche 4 o 5, tuttora ne possiedo, come i carabinieri uno legge, uno scrive e uno mi suggerisce delle idee. In realtà mi sono tornato alla matita e alla gomma un po' per stizza, nel senso che i software, ma qua entriamo in discorso, ma per essere semplicissimi, i software sono preparati per i prodotti cosiddetti commerciali di massa, per cui sono, e qua non vorrei sembrare presuntuoso, sono sempre indietro rispetto all'invenzione moderna, cioè tu pensi qualcosa che il programmatore non ha ancora pensato. Io sono stato negli anni '80 in contatto con delle case di produzione americane, facevo un po' da testatore delle nuove uscite, dicevo interessante, ma mancherebbe questo, mancherebbe quello. Mi ricordo che tante volte non riuscivano a capire in che cosa consistesse il problema, però in molti altri casi ringraziavano per il suggerimento. E poi, essendo giovanese, ma essendo anche molto sensuale, cioè basato sui sensi, cose che noi capiamo benissimo, c'è un piacere enorme nel prendere un sasso o proprio nell'epoca dei computer, o come mi è successo qualche giorno fa facendo un algario riferito alle alghe di Venezia, dar l'idea di essere davanti a una tempesta di mare realizzata con 2 sacchetti di plastica, quindi il cortocircuito, l'ossimoro dell'impossibile. Però è ovvio che io uso la musica elettronica, uso tutte le tecnologie più nuove e sono convintissimo che siamo all'inizio, noi siamo dove eravamo nell'anno 1000, non lo so, con gli strumenti tradizionali, siamo a 50 anni dalla nascita della musica elettronica, quindi siamo nel nulla ancora, chissà che cosa succederà, sarà bellissimo rinascere nelle altre 6 incarnazioni, quante ne mancano, e vedere.